Usare il termine appunto volontariato rischia di farci fare un grande passo indietro rispetto alla cultura del volontariato e del dono che c'è nel nostro paese e di confondere i piani di un qualcosa che non ha a che fare con quello che è appunto l'attività gratuita, disinteressata e libera che caratterizza il volontariato. L'idea delle guardie civiche non piace, a dircelo il direttore del Centro Servizi Volontariato Veneto, l'ente che è il motore degli eventi ora fermi di Padova, capitale del volontariato. Si rischia di svilire il ruolo del terzo settore. Ci sono già autorità preposte per sanzionare comportamenti scorretti. Quello della Movida è un problema culturale che non si può certo risolvere con la repressione. È un tema culturale quello che dobbiamo promuovere e da questo punto di vista impiegare dei volontari o non volontari per cercare di far rispettare questo che dovrebbe essere appunto il buon senso delle persone, il corretto rispetto degli altri, insomma mi sembra che si configuri come una sconfitta anche da un punto di vista culturale e etico per la nostra comunità. Il volontariato è stato uno degli elementi fondamentali durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria, agendo da collante all'interno della società stessa. Dalla distribuzione di generi alimentari alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi elettronici per permettere la didattica a distanza. Questi bisogni non sono spariti, c'erano prima, ci sono ora e si stanno anche aggravando e su quello le associazioni e il volontariato stanno dando delle risposte pronte, precise, innovative